Ryan potrebbe lasciare anche Cagliari che a questo punto rischia l'isolamento. Il comune e la regione cosa stanno facendo? È quello che ci chiediamo noi. In qualsiasi altra parte del mondo, i sindaci, come del resto è già accaduto ad Alghero, si sarebbero subito uniti, avrebbero urlato, avrebbero veramente protestato per una cosa del genere, si sarebbero immediatamente mobilitati per scongiurare questa eventualità. I low cost sono fondamentali per il turismo, non solo per Cagliari, ma per tutta la Sardegna. Quindi il sindaco di Cagliari, che è il sindaco del capoluogo e quindi ha l'autorità per fare questo, deve tirare fuori tutta la sua autorevolezza in difesa di questi voli e deve naturalmente protestare dove deve. Io sono pronto a dare qualsiasi aiuto al sindaco, a chiunque altro, per poter veramente scongiurare questo che potrebbe essere un dramma spaventoso, che potrebbe creare tanta disoccupazione, perché abbiamo salvato molta occupazione proprio con questo turismo che non potremo più avere. Basti pensare che la tratta più sciocca porta 30.000 turisti all'anno a Cagliari e alla Sardegna, quindi non possiamo rinunciarci, quindi è una situazione intollerabile. Da parte della regione invece è stato fatto qualcosa? E la ragione è lo stesso problema. Noi abbiamo sentito soltanto l'assessore Deiana che non ci ha ancora spiegato perché Ryanair vola in tutta Europa e i problemi li abbiamo solo noi. E perché ci prendono in giro da Bruxelles dicendo ma di che cosa state parlando? Perché non vi sbrigate e non fate la CT2, cioè quel bando che permette di mettere i collegamenti tra l'Europa e Cagliari, quelli che ci sono stati annunciati più volte dall'assessore stesso e oggi ci viene detto non possiamo più, in nome di che cosa? In nome di sentenze o leggi che sono valide solo per Cagliari, solo per la Sardegna. Questa è la domanda che noi ci chiediamo e in questo momento, tra l'altro, questo si dice silenzio assordante, è spaventoso il silenzio assordante del sindaco e del presidente della regione. Il sindaco non ha la bacchetta magica, non è nelle sue facoltà, ma un sindaco che ha autorevolezza urla, batte le mani, batte i pugni di fronte a una situazione che può arrecare un danno irreparabile a tutta la città e quindi creare una sofferenza per i tanti cittadini che stanno già soffrendo oltre misura. Noi andiamo a perdere lavoro e questa è una cosa che a me mi terrorizza.